Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 6 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dagli astri. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie. Questi nati appartengono al dominio mensile di Pesci e la loro stella capo è Pesci, dunque si tratta di Pesci nel dominio assoluto. Ovviamente l'impronta tipica pesciana o pescina, che dir si voglia, di questi nati è molto intensa, è molto forte e questo significa che questi nati avranno un carattere umile e caritatevole, intelligentissimi, distinti, a volte eccentrici, e lo vedremo perché, e sicuramente molto portati sia per le questioni religiose, dunque le questioni anche spirituali, che per tutto l'ambito marittimo o quello che ha a che fare con i liquidi. Dunque è molto, molto importante questo influsso proprio perché è ripetuto 2 volte ma accentuato nel suo aspetto positivo. Questi nati hanno tra l'altro un quadrato di nascita formato da 7 costellazioni, il che significa che la Luna attraversa 7 costellazioni nell'arco del giorno in cui sono nati, cioè il 6 febbraio, di cui una è ripetuta 2 volte. Questo darà delle indicazioni di ciò a cui dovranno porre maggiore attenzione e si tratta appunto della costellazione Capricorno, dunque dovranno sicuramente avere a che fare o con problemi alle ossa, magari fratture, oppure questioni legate ai denti o malanni di natura ereditaria a lungo corso e anche di tipo occlusivo. Dunque questo insomma un po' quello a cui dovranno fare particolare attenzione e su cui dovranno avere sempre un occhio di riguardo, proprio per non farsi trovare impreparati e seguire un pochettino il loro corpo al meglio. Questi nati comunque hanno una fortuna ottima, sono sicuramente in grado di occupare o trovare un'occupazione anche dovuta al fatto che la loro grande intelligenza li spingerà e la loro sete di imparare li spingerà sicuramente a conseguire titoli di studi di natura superiore, molti saranno i laureati, molti saranno quelli che si dedicheranno all'ambito politico, altri avranno fortuna nelle carriere marittime, altri ancora come commercianti di liquidi, dunque anche bibite, bevande o tutto quello che ha a che fare comunque con i liquidi. Bene anche appunto gli studi e le associazioni di carattere religioso. Sono anche fortunati finanziariamente anche qualora dovessero stringere delle società e collaborare con delle persone. In ultima analisi, questi nati faranno quasi certamente lunghi viaggi proprio come vuole questa costellazione molto forte che hanno sia nel dominio mensile che nella stella capo e dunque sono sicuramente portati a vivere un po' viaggiando, comunque ad andare anche lontano dal luogo natio, con grande fortuna, proprio perché è sostenuto da una costellazione molto forte subito dopo e dunque è sicuramente molto fortunato per lui, per questi nati, potersi spostare anche per questioni lavorative. Detto questo, ho detto più o meno le cose più importanti, mi raccomando se avete delle curiosità o se siete nati in questo giorno e volete approfondire gli influssi e le prove che queste costellazioni vi portano, non esitate a contattarmi. Se conoscete i nati del 6 febbraio, fategli come dono questo link che così magari si riconosceranno. Io vi ringrazio comunque per la vostra attenzione e mi raccomando iscrivetevi ai canali del Marietto Veneziano e il mio. Grazie, un abbraccio e a presto.